mi chiamo Andrea Sonnino, sono il presidente della Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali e volevo svolgere 3 considerazioni sul sistema agroalimentare italiano durante questa emergenza, durante l'epidemia di Covid-19. La prima considerazione è relativa alla centralità del sistema agroalimentare, che purtroppo è spesso sottovalutata, ma che in questi tempi è tornata drammaticamente in risalto. Abbiamo avuto la possibilità di avere approvvigionamenti continui e costanti, quindi siamo andati ovviamente in fila con tutte le precauzioni dettate dalle regole di sanità, ma siamo potuti andare ai supermercati o ai negozi di alimentari o nei mercati rionali e abbiamo trovato i banchi, gli scaffali sempre e comunque riforniti. Quindi è merito sicuramente, dobbiamo rendere grazie a tutti gli operatori del sistema agroalimentare se questo è stato possibile, se è stato possibile continuare questo approvvigionamento continuo nonostante tutte le difficoltà, quindi si è continuato a produrre, a conservare, a distribuire, a trasportare, a commercializzare prodotti agroalimentari. Credo che questa considerazione sia importante anche per il futuro. Le produzioni agroalimentari sono produzioni strategiche, non possiamo contare solo su importazione da altri paesi, dobbiamo quindi rafforzare le filiere produttive agroalimentari e non possiamo farlo solamente contando appunto su apporti che ci possono venire dall'estero. Dobbiamo rafforzare la produzione, sia da un punto di vista qualitativo e quantitativo. I dottori in scienze agrarie e forestali sono sicuramente in prima fila in questo, sono stati in prima fila fino adesso per assicurare i approvvigionamenti, lo saranno anche nel futuro e quindi sicuramente continueranno a svolgere un ruolo chiave in questo settore centrale per la nostra vita. La seconda considerazione che volevo fare è invece rivolta alla ricerca. La ricerca è stata per anni bistrattata, fondi tagliati, stipendi ai ricercatori da fame, precariato continuo e via dicendo. Credo che questa emergenza abbia riportato alla ribalta l'estrema importanza di avere un sistema di ricerca forte, importante, sicuramente per quanto riguarda il sistema sanitario, ma anche per quanto riguarda tutti gli altri settori, anche per quanto riguarda il sistema agroalimentare. Quindi l'altra indicazione che riceviamo importante, forte e che dobbiamo assolutamente considerare è che dobbiamo dare le risorse e l'attenzione necessarie al sistema di ricerca italiano per fare in modo che sia in grado di fornire il necessario apporto di conoscenze, alimentare il flusso continuo di conoscenze che poi devono essere trasformate in innovazione per assicurare sempre e comunque una alimentazione sana e nutriente per tutti quanta la popolazione italiana. La terza considerazione che volevo fare è invece relativa alla comunicazione della scienza. Usciamo da periodi in cui abbiamo dovuto sopportare delle mancanze tremende in questa comunicazione, in cui purtroppo venivano confusi i ruoli, veniva creato un clima di incertezza e quindi i messaggi che venivano dati ai consumatori, a tutta quanta la società civile erano
confusi e generavano incertezza e generavano sconcerto sulle scelte da effettuare in tanti campi, per esempio in quello dell'alimentazione. Questa emergenza ha riportato in rilievo il ruolo degli esperti, si è data finalmente importanza a coloro che sanno le cose perché le hanno studiate e hanno dedicato la vita a sviluppare le conoscenze nel loro campo specifico. Spero che questo tipo di considerazione per gli esperti possa essere mantenuta anche quando questa emergenza sarà, speriamo tutti presto, alle porte. Quindi credo che queste 3 considerazioni siano importanti: dare centralità e importanza ai sistemi agroalimentari e alla produzione di alimenti per assicurare che tutti abbiano un rifornimento costante di cibo sano e nutriente, dare forza alla ricerca che genera conoscenza importante per promuovere l'innovazione necessaria al nostro sistema agroalimentare e non solo. E la terza considerazione: comunicare correttamente la scienza, rispettare i ruoli reciproci e quindi dare il ruolo ai ricercatori, agli scienziati di coloro che possono fornire le conoscenze su cui informare le decisioni sia individuali che politiche. Grazie mille per la vostra attenzione.